Buongiorno cari amici del canale Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi a questa nuova stesa. La domanda è cosa e come e cosa arriverà nel 2020, cosa devo aspettarmi? Bene, anche oggi noi faremo la nostra stesa con 3 mazzetti da 5 carte e vedremo un po' il responso, perché chiaramente anche scelto sul gruppo Facebook i mazzetti 1, 2 e 3 sarà più facilitato. Bene, adesso mischiamo le nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa ci propongono per questo 2020 che sta per arrivare. In linea generale, più avanti faremo altre stese più dettagliate, però in questo momento facciamo una stesa più che altro per vedere in linea generale cosa il 2020 ci sta per proporre. Quindi iniziamo, 3 mazzetti da 5 carte, 5, bene, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, abbiamo mischiato, abbiamo creato questi 3 mazzetti, vedete bene, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Pensate bene, concentratevi e scegliete il vostro mazzetto. 1, 2, 3. Pensate bene al numero o 1 o 2 e 3. E adesso andiamo a fare la stesa di un mazzetto alla volta. Iniziamo col mazzetto numero 1. La domanda è cosa mi devo aspettare nel 2020. L'anno che sta per arrivare. Prendiamo il primo mazzetto e lo giriamo. La prima carta, ammalato, la seconda carta, vedovo, la terza carta, leggerezza, la quarta carta, malinconia e la quinta carta, lettera. Ripeto, ammalato, vedovo, leggerezza, malinconia e lettera. Quindi questa stesa è molto dura. Vediamo subito che parte con l'ammalato che potrebbe in teoria guarire, ma abbiamo vedovo, che è una delle carte più dure delle nostre sibille, e quindi già il primo periodo dell'anno sarà un anno molto provato, anche perché lo prenderemo con leggerezza e saremo purtroppo anche malinconici. Quindi il primo periodo, diciamo quasi tutto l'anno, sarà un anno molto importante sotto profilo sia materiale che sentimentale. Avremo sicuramente delle prove molto dure e saremo molto malinconici, e tutti i messaggi che ci arriveranno molto probabilmente saranno messaggi duri, ma a noi in fondo sappiamo che le cose potrebbero girare anche in nostro favore. Comunque da questa stesa si vede che sarà un anno molto importante sia sotto il lato finanziario, materiale che sentimentale, e sarete messi alla prova. Purtroppo sarete malinconici, anche perché certe cose le avrete prese con leggerezza. Bene, quindi per la prima stesa vediamo che la situazione per il mazzetto numero 1 sarà impegnativa. Ora prendiamo il mazzetto numero 2. Mazzetto numero 2, consolante sorpresa, superbia, viaggio, deliranti e artista. Ripeto, consolante sorpresa, superbia, viaggi, deliranti e artista. Nella seconda stesa invece vediamo che la situazione è molto meglio. Avremo una sorpresa e raccoglieremo i frutti che abbiamo seminato nel 2019, avremo dei cambiamenti perché la superbia è dietro il muro e il muro vuol dire anche cambiamenti, e molto probabilmente faremo dei viaggi o avremo dei cambiamenti. Certamente dobbiamo stare attenti perché in questo periodo di euforia, di vantaggi che ne trarremo da questo 2020, avremo dei momenti in cui saremo avvicinati a persone che magari ci vogliono sfruttare e prendere un po' in giro, diciamo così, ma noi saremo attenti perché con l'artista indica una persona di intelletto, di creatività, come si suol dire, di estro,
che non si riesce tanto a incapsulare, e con il viaggio e con la consolante sorpresa io vedo che un 2020 sarà molto molto positivo, perché ho scelto il mazzetto numero 2. E adesso, cari amici del canale Marietto Veneziano, vediamo il mazzetto numero 3. Il mazzetto numero 3, amore, prigione, fortuna, ladro e vecchia signora. Ripeto, amore, prigione, fortuna, ladro e vecchia signora. Bene, come possiamo interpretare questo 2020 con queste bellissime carte? Prima di tutto avremo l'amore come prima battuta, nel senso che avremo sicuramente un incontro felice o vivremo un periodo felice con chi ci sta vicino, sebbene potremmo sentirci un pochino legati, però abbiamo la fortuna subito dietro che indica che sarà un anno sicuramente fortunato, sebbene qualcuno ci vorrà mettere il bastone fra le ruote col ladro. Però la vecchia signora è un simbolo, è un segno che saprete gestire questa situazione con esperienza, anche perché con amore e fortuna non c'è nessuno che quest'anno praticamente vi possa rubare quello che avete, perché quello che avete è vostro, ve lo siete guadagnati e la fortuna è dalla vostra parte, e con l'esperienza della signora quest'anno che vi sta per arrivare, il 2020, sarà un anno propositivo, perché aprendo con amore, chiudendo con vecchia signora, tutto quello che è in mezzo è solamente una montagna russa che va avanti e indietro, ma la fortuna sarà dalla vostra parte. Bene, cari amici, abbiamo chiuso anche il terzo mazzetto e rifacciamo un po' il spunto sulla situazione dei vari mazzetti. Il primo mazzetto è estremamente provante quest'anno, il 2020 sarà un anno molto impegnativo in cui noi dobbiamo stare molto attenti. Il secondo anno sarà un anno propositivo e il terzo anno anche un anno molto propositivo. Abbiamo visto che abbiamo la fortuna dalla nostra parte e l'amore. Quindi, cari amici del Marietto Veneziano, anche questa stesa per il 2020 generica non in dettaglio ma generica, no? È finita. Io come Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino adesso e vi chiedo ancora di, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard o di Marietto Veneziano, o di raggiungerci ai gruppi Facebook su internet. Grazie cari amici e alla prossima, buona giornata.